E bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Ma insomma un po' di ipocrisia, Monsieur le Président, ipocrisia o dissociazione, chiamatela come volete, sta di fatto che evidentemente se parliamo di geopolitica e soprattutto di guerra russo-ucraina esistono due Emmanuel Macron. Ma andiamo con la cronaca, poi ne ricaveremo le conclusioni che peraltro sono già iscritte nella cronaca medesima. Ieri il Presidente della Repubblica ha riunito a Parigi 37 paesi della coalizione dei volonterosi con l'obiettivo di rafforzare il sostegno militare all'Ucraina, la quale ha retto per un gran pezzo di guerra grazie al sostegno militare americano e adesso per capacità proprie. Ma quando Macron si guarda allo specchio col cappello da Bonaparte è convinto che stia reggendo per merito suo, e per dare prova del risveglio strategico dell'Europa alla vigilia della tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées. C'era anche al vertice il presidente ucraino Zelensky. La Francia e l'Ucraina hanno concordato una roadmap che prevede l'acquisto da parte di Kiev di 16 aerei di combattimento e di relativi armamenti, i primi dei quali dovrebbero volare già nel 2028-29, quindi fino ad allora gli ucraini è confermato che devono attrezzarsi da soli, ma eventualmente nel 29 Monsieur le Président arriva. Inoltre l'accordo prevede anche la fornitura di radar e la produzione di bombe guidate, missili antiaerei, missili da crociera. Interessante, diciamo con una punta di inquietante anche la retorica con cui Macron ha accompagnato questo pacchetto di accordi. Sì, la pace è il nostro obiettivo, sì, abbiamo a cuore la libertà e il diritto e sì, siamo pronti a combattere per difenderli sempre, anche a costo del sangue se necessario. Questo virgolettato peraltro è la prova provata che non bisogna assolutamente andare in direzione di un esercito europeo, nel senso che Macron può decidere sul sangue dei francesi, se permettete non gradiamo che possa decidere o potrà decidere sul sangue degli italiani. Ci pare un'ovvietà, ma di questi tempi le ovvietà vanno ricordate. Meno ovvio però l'altro Macron, quello svelato da un'inchiesta del Financial Times, non l'ultimo giornaletto del quartierino, il quale ci ha rivelato che nella prima metà del 2026 l'Europa ha importato dalla principale struttura russa di gas naturale liquefatto, una quantità mai registrata prima, assorbendo quasi l'intera produzione dell'impianto siberiano più rilevante. E il Financial Times entra nel dettaglio, ovvero spiega come gli acquisti dell'Unione Europea appunto da Yamal LNG, controllata dalla società privata russa Novatek, poi vabbè in Russia sei privato finché non dai fastidio a Putin, ma questo è un altro discorso, hanno raggiunto il livello record di 9,89 milioni di tonnellate nei primi 6 mesi dell'anno, il 18% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Quindi a guerra ucraina ampiamente in corso, a retorica bonapartesca di Macron ampiamente dispiegata, a pacchetti di sanzioni ampiamente varati, l'Europa quest'anno acquista il 18% in più di gas liquefatto russo rispetto all'anno scorso. Continua Financial Times. I dati evidenziano il ruolo cruciale che l'Europa continua a svolgere nel mantenere in funzione l'impianto energetico di punta della Russia, con ciò dando un contributo oggettivo, aritmetico, importante alla macchina bellica russa, no? Perché Putin ha riconvertito tutta l'economia in direzione di un'economia di guerra. Se io continuo a comprare sempre più gas dall'impianto più importante russo, la sto alimentando la macchina da guerra russa contro quell'Ucraina che nel frattempo dico di voler sostenere, a cui vendo aerei che voleranno tra 3 anni. Questo è il meraviglioso cortocircuito di Monsieur le Président. Ma non è finita qui. Secondo le stime di organizzazioni non governative citate dal Financial Times, i principali acquirenti europei di questa corsa
a pagare il gas russo e quindi a alimentare la macchina da guerra russa. Allora, vi illustro il podio a partire dal terzo posto, andiamo a salire. Al terzo posto la Spagna, al secondo posto il Belgio, al primo posto, rullo di tamburi, la Francia di Monsieur le Président, che nella prima metà del 2026 ha importato gas russo per una quantità pari a 3,6 milioni. 3,6 milioni. Quindi mentre faccio le parate sulle Champs-Élysées, mi lustro il cappello di Bonaparte, mi ergo a inverosimile difensore contro la minaccia russa al punto da flirtare col sangue europeo da versare, sono il paese che compra più gas russo, 3,6 milioni solo nella prima metà del 2026. Monsieur le Président, è un livello di ipocrisia eccessivo anche per lei. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.